Buongiorno a tutti, vi ricordate di noi? Sono Elena, volontaria dell'associazione Un Sorriso in Più, e Brenda, la mia tenera cagnolina, sempre insieme a me. Vi abbiamo accompagnato a fare delle passeggiate nel bosco ed è proprio durante queste passeggiate che Brenda ha incontrato tanti amici. E oggi volevo mostrare delle foto di tutti questi bellissimi quattro zampe e poi raccontare qualcosa di ognuno di loro. Ma prima volevo presentarvi meglio Brenda. È un pastore australiano, il suo gioco preferito è la pallina, ama fare i bagni e le passeggiate, che per lei sono uno dei momenti più attesi e felici della giornata. È molto attiva, intelligente, affettuosa e facile da addestrare. Le ho insegnato tanti piccoli comandi, da seduta a zampa a inchino a orsetto. E vi dirò, un aspetto bellissimo dell'avere un cane è che quando rientri a casa, dopo 5 minuti o 5 giorni, non fa differenza. Lei riesce sempre a rendere una grande festa anche il semplice momento in cui apro la porta di casa. E ora vi mostrerò qualcosa che ho insegnato a Brenda. Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato treno, o mai accettato, di quelli che apri e poi piangi. Sei contenta e non fingi, in questo giorno di metà settembre ti dico no. È il regalo mio più grande, vuoi donare il tuo sorriso alla luna perché di notte chi la guarda possa pensare a te, per ricordarti che il mio amore è importante. Non importa ciò che dice la gente perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo partire però sono nel cuore, la tua presenza è sempre arrivo e mai partenza. Regalo mio più grande, regalo mio più grande. Vorrei mi facessi un regalo, un sogno inespresso, donarmelo adesso. Questa è Sheila, amica del cuore di Brenda, è stata presa al canile, è una cagnolina gioiosa, si vede che proprio che ha trovato l'amore di una famiglia e di una casa. Brenda è l'unica che può bere dalla sua ciotola e quando si incontrano è come se fosse sempre la prima volta. Si rincorrono, giocano, sono proprio un vero spasso e da vedere, sprigionano un sacco di energia. Maca è un pointer, un cane da caccia. Io le dico sempre che ha un bellissimo nasino alla francese. Lei è una nuova entrata tra i cagnolini che incontriamo nelle passeggiate. Dovreste vedere com'è veloce e devo dire che anche lei è diventata un'ottima amica di Brenda, un'ottima compagna di giochi. Luna, lei è un meticcio, ha 10 anni ed è la più saggia del gruppo. È quella con il carattere più mite e tranquillo. Si vedono tutti gli anni di esperienza che ha, ma nonostante abbia qualche anno in più,
degli altri, ha comunque uno spirito ancora molto giovane. È quello l'importante. Infatti a lei piace molto la pallina di Brenda, vuole sempre giocarci. Blackie è un altro meticcio, guardate che faccia simpatica che ha, è un grande golosone, cerca sempre chi ha i biscotti e non lo molla più, però poi smaltisce tutto quello che mangia, è uno dei cagnolini più veloci, corre tantissimo insieme a Brenda nei boschi. Questa è Shira, un Malamute, guardate che pelosona, è morbidissima. Lei ama molto Brenda e fa diventare matto il suo padrone quando la incontra perché vuole seguire Brenda in tutte le sue corse nei prati. Poi giocano tantissimo insieme, si mordicchiano le zampe, le orecchie. È bello vedere come anche i cani abbiano il loro modo di divertirsi, di scherzare. Poi c'è da dire che nonostante Shira sia di taglia grande, quando gioca è davvero molto dolce, non farebbe male a una mosca. Quoter, cosa dire di lui? È bellissimo, è un bovaro del Bernese, sembra Brenda ma è molto più grande. Vedete che ha proprio i suoi colori? E anche il pelo è bellissimo, è come accarezzare una nuvola. E guardate che zampone, ma non fatevi ingannare dalle sue dimensioni. È un gigante buono, è proprio un vero patatone. Deva ha una storia un po' triste. Pensate che la sua prima proprietaria la teneva chiusa sempre in casa, quando questi cani, che sono dei Weimaraner, amano molto correre liberi nei prati e nei boschi. Ma per fortuna alcune storie hanno un lieto fine. Un giorno una ragazza si è offerta di adottarla e la sua vita ha preso una svolta bellissima. Ora è un cane felice e adora fare i bagnetti con Brenda nei torrenti. E guardate, infine Rudy, questa piccolissima palla di pelo. È troppo divertente vedere come corre nei prati e anche lui è bellissimo da accarezzare e da prendere in braccio. È l'ombra di Brenda, la segue ovunque e così Brenda gli fa scoprire un sacco di posticini nei prati dove andare per annusare, per trovare dei legnetti da mordicchiare e lui impara proprio in fretta. Ecco qui, questi sono alcuni amici di Brenda che incontriamo durante le nostre passeggiate. Intanto dovete sapere che ho raccontato di voi nonnini a tutti questi cagnolini e loro mi hanno chiesto di mandarvi un grosso saluto e hanno scodinzolato tutti insieme per voi. Spero vi sia piaciuto questo racconto. Vi mando come sempre un grande abbraccio e a presto.